Buonasera e ben ritrovati allo specchio. Oggi andiamo in fuga e in esterna per rincorrere e agganciare una leggenda del ciclismo, direi una bandiera nazionale. Signori e signori, è un piacere enorme poter incontrare e intervistare Fabian Cancellara. Fabian, buonasera, ciao. Buonasera. Ci diamo del tu, può essere? Sì, dobbiamo, perché nello sport è tutto nel tu. Eccoci. Più semplice. Grazie di cuore per averci accolto. La prima domanda è: dove siamo? Siamo a Shanghai, siamo negli uffici di Tudor Pro Cycling Team, della squadra. E sì. E quindi c'è tanta bici anche dopo la bici nella vita di Fabian Cancellara. Sì, c'è, perché poi la bici è la mia passione. Sono entrato nella bici, nel mondo della bicicletta, con quella passione, con il provare la bici del mio papà, e oggi la ruota gira ancora, è rimasta ancora passione, e poi comunque anche dopo la carriera la bici mi piaceva ancora, fare dei giri e essere ancora coinvolto con la bici, con il tema della bici, non ok, smetto di correre e poi vado a fare banchiere, immobiliare, vado a studiare, non so, qualsiasi cosa è, però non dico sono rimasto dentro dove sono cresciuto, però sono nella materia dove sono nel mio mondo, perché alla fine mi piace, la mia passione, poi adesso comunque sono cose cresciute che poi la società, i progetti, le cose che ci sono intorno, che poi alla fine è la bici, tra i bambini fino, io dico non al vecchietto, però alle esperienze che possiamo coinvolgere per gli eventi che abbiamo, e anche poi con la squadra Tudor Pro Cycling Team. Io sto bene, questo è importante, sono Fabian, sano. sei un uomo realizzato? Sì, penso di sì, perché sto bene, sono tranquillo, ho qualcosa che mi piace, la mattina mi sveglio, quando io vengo da Berna a Schenken, che siamo vicino a Surse, che poi chi fa strada Lucerna, no, Basilea, Gottardo sa dove è Surse, è facile, quasi in mezzo alla Svizzera, e per me non è io devo venire. Io voglio, mi piace di andare. Quindi hai saputo, Fabian, comunque rilanciare la tua vita, perché quello che succede spesso con dei grandi professionisti dello sport è che quando non hanno più l'adrenalina delle gare, quando non hanno più le giornate pianificate, quando non hanno più l'attenzione dei media, un po' si disorientano e rischiano di perdersi. Alcuni anche sono finiti in depressione, e la galleria è lunga di sportivi che non hanno più saputo rilanciare la propria vita. Invece tu l'hai fatto diventando un imprenditore che dà lavoro, insomma, col suo nome, a diverse persone, creando un grande gruppo. Fabian Cancellara, 1981, una data che segna una certa predestinazione, perché nel 1981, per esempio, sono nati Simon Ammann, Roger Federer e sei nato tu. Con Roger e con gli altri miti dello sport svizzero tu hai intessuto delle relazioni? Ma relazioni, dico poche relazioni, perché alla fine ognuno ha la sua vita. Magari dopo la carriera c'è più spazio, c'è un po' di più dove magari si può sentirci o vederci, qualsiasi cosa, però ognuno comunque ha il suo, la sua famiglia. Poi quando uno smette di correre o quando smette di fare l'atleta professionistico non chiama più nessuno, perché non ti chiama l'allenatore, non ti chiama la stampa, non sei più interessante come prima perché non fai più risultati. Poi lì è veramente un po', ognuno deve trovare il suo equilibrio, perché poi l'atleta vive nel suo mondo chiuso, perché ti fanno tutto, ti vogliono bene, tutto, sai, alla mattina ti svegli, vai a farti le cose che devi fare per il tuo sport, però quando smetti vai nel mondo reale, il mondo fuori quello reale, non quello dello sport. Questo è un mondo chiuso per la prestazione del suo sport che uno fa, però quando smetti, tu con la tua famiglia o qualsiasi cosa che hai,
vai a farti te la spesa, pulire a casa, e sai, tutte cose che poi sei più coinvolto che la vita, che non, oggi non posso fare quello perché devo riposarmi. Quando smetti non è più da riposare. Poi non è che vai a fare 5 ore al giorno di bici, no? Io comunque, devo veramente bloccare l'agenda per andare sotto la settimana, su certi giorni, per andare in bicicletta, perché tutto il giorno ufficio, ho dei riunioni, ho i viaggi, poi alla sera vieni a casa, vai in bici, le famiglie, e noi, vedi c'è anche la famiglia, c'è l'equilibrio, e alla fine ognuno ha bisogno del suo tempo, il suo ritmo, di trovare il suo equilibrio, perché non vuol dire Roger sta meglio perché quanti soldi, quanto sta bene, tutto il mondo lo vuole bene. Questo va bene, però se tu vai al dentro tuo, identità nuova, devi trovare il tuo, perché prima eri l'atleta, non è più vado a una gara per vincere un trofeo, vado a una riunione per un trofeo, no. Allora sono cose che anche lì per me personalmente è durato più tempo, però equilibrato bene, ma anche io ho avuto i miei giorni dove ho pensato potevo ancora fare 2 anni. Ho vinto la medaglia d'oro a Rio, scusa, e anche Pechino, però da Rio ho detto posso continuare 2 anni, un po' dolce vita, un po' lì, un po' là, so fare tutto, ma non ero io. Io ho corso e ho fatto la bici per vincere corse, se no potevo stare a casa. Ma infatti tu hai finito con un oro, è stata una cosa meravigliosa. In un'intervista tu hai detto: sono l'uomo più felice del mondo perché concludo la carriera agonistica con un oro olimpico, ed era il secondo oro olimpico. E però hai detto anche: la concludo in salute. E hai detto in questa intervista, penso sulla Gazzetta dello Sport, la salute è la cosa più importante che c'è. Questa sembra una frase, scusami, ma quasi un po' banale. Tu l'hai presa a prestito così per evocare un luogo comune, oppure sei stato testimone nella tua vita di malattie che ti hanno portato a temere la malattia in modo particolare e quindi ad apprezzare molto la salute? No, niente di speciale dietro di questo. Penso alla fine il salute è anche mentale, non è solo fisico, perché il fisico è una cosa, il fisico poteva andare avanti, però anche il discorso mentale. Poi ho fatto quasi 17 anni, 200 giorni in giro, valigia, per hotel, destra e sinistra, viaggi, Sai, anche se facevo 4 ore al giro di lago di Thun, tornavo a casa e ho detto che bel giretto è stato oggi, ma oggi era lavoro, piacere, che cos'era? Sai, se tu continui troppo avanti, se tu non guardi nello specchio che dice guarda anche il momento arriva dove devi pensare per il smettere, io penso va più giù che su, perché io ho voluto essere... non per il contratto, non perché non ho avuto più risultati, non perché il salute mi veniva in mezzo. Sai, ho perso la motivazione. Io sono stato fortunato perché ho deciso io, ho messo io il freno, non dico freno a mano, però ho frenato io. Ho detto ok, perché io credo se vado troppo avanti invece il positivo è il negativo, o vengono cose male. E in questa tua scelta ha inciso il fatto che come sportivo eri sempre in giro negli hotel e quindi spesso lontano dalla famiglia. Hai vissuto questo senso di colpa, hai fatto una grande carriera, però hai sacrificato probabilmente il contatto con i figli, le figlie e la famiglia. Sì, la vita sociale, alla fine l'atleta, sai, oggi stai bene, domani è malato, cambiamenti di programma, loro vanno in vacanza da solo e poi tu puoi andare con loro in vacanza, che è bello, però per loro ok, sai, era sempre tutto sotto una cosa, la bici, la prestazione, la condizione, la forma, vacanze più tardi, no, non possiamo andare, devo fare questo, sai, è tutto questo, e anche lì non era neanche facile per loro, anche se, chiaro,
non stavano male, non stanno male, perché anche io e anche loro abbiamo sacrificato di non essere insieme, però i tuoi amici, sempre il telefono non è come adesso noi due parliamo qua, è diverso al telefono. Prima non c'era il telefono come oggi, il FaceTime o qualsiasi cosa che c'è, videocall, no, oggi è pelino più semplice, però io sono persona che ama il contatto con la gente, poi questo sono riuscito anche dopo di vivere un po' di più, questo è normale, però comunque ognuno alla fine ha la sua vita e per quello quei 200-220 giorni non è mica poco, perché poi la Svizzera, io amo la Svizzera, mi piace essere dove sono, a Berna, e anche adesso, chiaro, non è che si lamentano, però 60 giorni non saranno 220 giorni in giro, perché alla fine comunque a me mi piace viaggiare, non ho un problema, però lo so anche quando è abbastanza, quando è sufficiente, dico ok, adesso no, perché anche quello è importante. Beh, essere una bandiera nazionale deve pesare un po'. Tante gioie, penso, ma quali sono stati i fardelli che Fabian Cancellara ha dovuto portare diventando una bandiera nazionale? Ma sai, io dico sempre cosa vuoi da persona, da uomo, da umano che sei. Poi chiaro, io sono entrato nel mondo dello sport. Questo per me è stata la scuola di vita che mi ha portato fino ad oggi dove sono, con certe esperienze. Io, chiaro, mamma mi ha detto sempre, tu fai prima la scuola, l'apprendistato, il militare, poi il papà ha detto, sì, quando viene quello, vediamo, poi è arrivato questo contratto di Mapei, poi sono andato alla Mapei, ho smesso l'apprendistato nel 2000, ma oggi, 2023, è diverso, oggi hai il sostegno della federazione, militare diverso. Io ho fatto ancora tutte le cose molto semplici che erano più difficili, però 20 anni fa. Perciò io ringrazio, sai, i tifosi svizzeri, l'aiuto svizzero, sono mille cose intorno, poi sono diventato campione del mondo a Mendrisio, che alla 2009. fine, già anche questo, sono degli orgogli, perché poi quando io vado fuori dalla Svizzera, vengo sempre più volentieri a casa perché so cosa ce l'ho, perché noi svizzeri e io che sono a Berna siamo fortunati e esprimere quello quando viaggi nel mondo, quando parli con la gente, questo fa vibrare ancora più il nostro mondo, la nostra Svizzera, perché poi questo è anche qualcosa di bello. Ma in Svizzera sei mai stato avvicinato da gruppi di potere che volevano sfruttare la tua immagine, magari proponendoti di scendere in politica? Ma sai, io faccio quasi un po' un politico, però in una maniera per la bicicletta. Abbiamo un programma di bicicletta che si chiama Kids on Wheels, che andiamo sui pump track con i bambini, ma non solo i bambini che hanno la bici, anche i bambini che non hanno la bici. Promuovere la bici per i velo club, per promuovere che magari ci sono più corse, perché abbiamo perso le corse, perché è più difficile, poi è l'economia, guarda quanto bello è la bici, per promuovere la bici, per andare al lavoro con la bici o al weekend con la bici, perché la bici è qualcosa per tutti, non è solo per i professionisti, perché oggi possono fare tutti la bici, anche con la bici elettronica, tu puoi farla, possiamo andare in bici. Oggi tu puoi fare tutto, la famiglia, gli amici, c'è una società che ci sono alcuni che piacciono la bici, vanno insieme alla bici, puoi andare con il tuo amico che non so dove abita, lontano, che viene a casa tua, tu puoi fare la bici, allora la bici è accessibile. Sì. E sta avendo anche un grande successo, quindi ovviamente sì, anche in questa ventata di ecologismo. Spartacus, no, perché pensavo alla strumentalizzazione politica di alcuni gruppi, no, dell'immagine di Fabian Cancellara. Può succedere, no, che ti avvicino e ti dicono dai, scendi in politica per i nostri colori. Però Spartacus... Ma il colore è il colore svizzera. Sì. Poi io sarò il politico per lo sport.
Eccoci, bravo, bella risposta diplomatica. Spartaco non era un diplomatico, era un gladiatore che si è messo contro un potere, rompendo le catene della schiavitù, e ha fatto una lotta per la libertà contro un sistema. Tu hai anche una venerazione per Mohammed Ali, un altro uomo contro. Fabian Cancellara è mai andato contro a un sistema? Sai, mi piace andare contro un po', perché poi quello ci fa lavorare, ci fa pensare, ci porta delle idee nuove, perché poi chiaro, abbiamo già belle cose che vanno bene, però comunque negli ultimi anni ho imparato molto anche un po' certi sistemi sistemi invecchiati, sistemi un po' contro l'umano, contro cose di tutto, anche, sai, non è solo quanto bello è un progetto, tu devi quasi portare quanto business puoi portare per fare qualcosa di più. Non è solo la base, io credo ancora della base, della gente che degli umani che si trovano, che parlano, che vedono qualcosa che possono fare insieme, però chiaro, ogni business è fatta dopo, sotto guardano i numeri. E alla fine è quello, sì. Però di base solo guardare i numeri non bastano, No. Solo guardare le vittorie non bastano, perché è la base, tutto comincia dalla base, della vita, perché è inutile sempre, sì, anche lo sappiamo, giardino del nostro vicino, pensano tutti che è più verde, vero? Però non è più verde, No. Allora è nella vita la stessa cosa. In gruppo com'eri? Perché il tuo nickname Spartacus fa riferimento a un uomo molto forte, tu avevi un carisma alfa, no? Nel gruppo ci sono dinamiche quasi animali, tu eri temuto, amato, come ti ponevi? Avevi coscienza di avere questo carisma molto d'impatto sul gruppo? Comunque ho corso per vincere, quello era sempre così. Poi, chiaro, quando avevo le mie corse dove ero pronto, dove ero tutto il focus così, ero anch'io un po' l'ego, ero concentrato, ero meno a parlare, ero anche io un po', sai... Ma è il normale. Certo. Però al di fuori di quello io ero uno tranquillo, ero uno di gruppo. Per me era sempre importante anche il gruppo, difendere il ciclismo professionistico, anche difendere noi contro il meteo, organizzazioni o situazioni dove era troppo, perché alla fine serve, perché se nessun altro lo fa, chi lo fa? Io non è che mi sentivo obbligo di farlo, io l'ho fatto perché per me è venuto di natura. Per quello anche il soprannome Spartacus, se vedevamo un po' cosa lui, come lui era di uomo, come lui era di persona, ci sono cose che vanno simili su di lui, solo che lui è morto e non c'è più. Io sono ancora vivo e vado un po' in una direzione diversa, però per me è sempre importante chi c'è dietro, perché senza quelli dietro non Fabian, si vince la lotta. Tu hai evocato una parola molto forte, quella della morte, e ovviamente siamo stati tutti travolti dalla tragedia di Gino Meder al Tour de Suisse quest'estate. In che modo ti ha toccato questo episodio? È stata difficile, è stata dura, è stato un impatto, perché lui è stata una bravissima persona. Questo è prima cosa, un bravo uomo, una brava persona con una certa direzione di andare dove potevi imparare, uno che ti portava l'allegro, tutto e poi dopo tutto il resto, perché poi sai, ciclismo, anche il discorso squadra nostra, dove sai, era uno dei nostri. E adesso sono già passati mesi, però continuiamo il nostro chi siamo. E non è che adesso non ci interessa più, no, lui è comunque presente con noi, è presente anche nel futuro, quanto bravo era di persona, di avere questo esprimere anche con noi per la continuazione. Per Spartaco piange, Fabian Cancellara è un uomo che sa piangere. Sì, io sono uno
non dico che piango veloce, però se guardo un film succede, se vengono dei momenti dove anche a me mi prende le parole via, può succedere, perché poi alla fine quanto vai forte, quanto grande sei, ognuno alla fine è un umano e ognuno ha i diritti per tutto quello che è quando c'è una situazione, se il momento viene di piangere, se mi viene, non sarò debole, non sarò un bambino, sarò io, perché quello deve sempre essere così. Ci sono anche delle immagini che testimoniano delle lacrime di Fabian Cancellara. Adesso te le mostro, vediamo se ti ricordi, ma penso proprio di sì. Okay, driver. Excuse me. I'm attached to him. That's fine, Father. Hi. Thank you. Cosa stai pensando, Fabio? Doro è mia famiglia. Siamo qua alle Olimpiadi e ho preparato tanti mesi, ho fatto tanti sacrifici, penso mai fatto così tanti sacrifici, però un paio di cioccolato ho mangiato lo stesso. Ecco Fabian, le lacrime e il cioccolato. Te la ricordi questa intervista sul trenino olimpico? Mi ricordo, chiaro, mi ricordo mille cose e mi ricordo anche che normalmente Armando non poteva essere sul goal buggy perché era un po' una zona neutrale così, però questo è il bello di queste emozioni che sai, quelli normalmente non vedono la gente perché non era in diretta, era tutto dopo. E avere poi, sai, una videocamera o il microfono, queste sono le emozioni, questo sono io, perché poi anche di esprimere questi sacrifici, perché erano sacrifici. Ho fatto 4 settimane in Francia, ho visto la famiglia per 6 ore, li ho visti dopo l'arrivo fino a quando si andava a letto, ho visto un attimo la bambina prima che andava anche lei a letto, e la mattina presto, Parigi-Zurigo, aspettare tutta la federazione, tutto il Swiss Olympic e partire da Zurigo a Pechino per altre 2 settimane. Allora 6 settimane intense. E quello era il primo oro olimpico, tu hai un palmarès pazzesco, se non sbaglio, insomma 2 ori olimpici, poi 4 mondiali, poi 7 classiche monumento, 3 Fiandre, 3 Roubaix, la Milano-Sanremo, le strade bianche per 3 volte se non sbaglio, 9 tappe al Tour de France, 3 alla Vuelta, il Tour de Suisse nel 2009, un palmarès pazzesco. Quanto orgoglio c'era nella tua famiglia, in tuo padre, un emigrante della Basilicata, quando tu portavi a casa queste medaglie? Sì, erano orgogli, c'era l'orgoglio, però per me il giorno dopo la vita era normale, continuava così, perché io ero una situazione diversa che i genitori o la famiglia. Loro andavano a fare la spesa, andavano in giro a casa e loro erano quasi più coinvolti sul cambiamento, e quello non era sempre facile, perché se tu, e negli anni lì, soprattutto all'inizio, la mia mamma lavorava ancora, aveva la ragazza e era tutto ancora, sai, tutto bello, però con gli anni anche quello pesa, perché se la mia mamma lavorava, tutti andavano dov'è il figlio? Ho visto il figlio, complimenti. E non possono più vivere la vita normale, regolare. Vanno dove vanno la posta, la banca, le spese. E il papà andava avanti a fare il suo lavoro? Sì, papà faceva sempre il suo lavoro, lunedì fino a venerdì, e la mamma lavorava venerdì. E al Papà weekend cosa faceva? lui faceva una specie di lavoro, montaggio di aria, qualcosa condizionata. sì, qualcosa così. E erano lì, erano i primi che aiutavano con il Velo Club, con la gente intorno, così. Poi dopo, chiaro, è arrivata la squadra Mapei e poi dopo il figlio andata, non dico via, però andata in direzione sportivamente professionistico, e poi
è arrivata la ragazza, la moglie, i bambini e dopo 17 anni ho un palmarès, però oggi non è che vado fuori e dico sono io, guarda cosa ho vinto, no. Io dico sempre guarda ho vinto, però alla fine siamo uguali. Se uno è un muratore o uno che guida il bus in città o se è un politico, nessuno è meglio, nessuno, perché non esiste, perché alla fine, dico sempre, siamo umani e siamo tutti uguali. Fabian, tu hai una formazione da elettricista, oggi lo sapresti montare un pannello elettrico? Sei un bravo handyman a casa, i lampadari li monti tu? Sì, li monto io, anche altre cose, se c'è qualcosa da fare lo faccio io, non è che ho due mani storte che non riesco, però non sono io che ho in cantina sotto un posto per fare 1000 cose, no, su quello non sono, però so gestirmi e so fare anche qualcosa. La moglie Stefania ha un salone da parrucchiera Per i bambini. Per bambini? Solo bambini. Solo per bambini? Solo bambini, che non esiste da nessuna parte, anche quello ha trovato anche lei il suo, perché anche lei ha dovuto, non dico cambiare, però anche lei ha dovuto trovare una strada, non dico nuova, però anche una certa strada, perché carriera era prima. Lei aveva sempre il negozio, lavorava sempre come parrucchiera. Però adesso anche lì ha trovato il suo equilibrio di avere negozi per i bambini, vengono e quando anche io vado, non dico spesso, però se vado lì per una mano o per farti tagliare i capelli, te li ecco, fai anche tagliare. questo No, sì, dico, dai, sicuro, quello sicuro. Con marito almeno, no? Quello sicuro sempre. E quando vedi i genitori che vengono con il bambino per la prima volta, o se dicono abbiamo il bambino che ha paura del tagliare così, allora loro hanno una metoda che io dico sempre non è un castello, è un posto dove il bambino si sente a casa, che poi anche i genitori possono star bene, perché poi se il primo taglio, come quando la prima camminata, è un po' anche questo, però è carino cosa fanno, perché i bambini e poi i genitori sono felici di questo, per avere queste mezz'ora, 40 minuti, 50 minuti, qualsiasi ora che vengono, perché un taglio è sempre l'umano che fa, non è la macchina che fa, sì, ti certo, aiuta, sì. però alla fine Sì. è ancora... Sì. Fabian, tu con le tue figlie hai mai avuto paura di gettare ombra su di loro, in modo che dicono quelle sono le figlie di Fabian Cancellara? La cosa importante per noi è che andavano alla scuola regolare, che andavano a scuola, che erano coinvolti nel sistema normale. Poi chiaro, con gli anni, e poi abbiamo anche visto negli ultimi anni quanto difficile anche le scuole si esplodono con tanti bambini, tante cose che abbiamo visto, però alla fine quell'ombra, la più grande ne aveva di più che la più piccola, perché la più piccola, che ha adesso 11 anni, ha vissuto meno il via, meno le vittorie. Per me, dopo Rio, io ho detto, 3 giorni dopo, ho detto, adesso lunedì comincia la scuola e come si fa? I genitori portano la bambina a scuola al primo giorno della nuova classe che viene. E lei mi fa, papà, tu non vieni. Ho detto, perché? Ah sì, ho capito, perché tu non puoi, tu puoi però dopo 3 giorni vinci le Olimpiadi, che i giornali, tutta la Svizzera sapeva di questo, tu porti la tua figlia a scuola, per lei questo non sono stati momenti belli, sono stati momenti difficili, perché lo guardavano, questa è la bimba del campione, che in un modo è bello, però in un modo lei non vive più la Giuliana, non la Giuliana Cancellara, perché il nome aiuta, bello, però anche c'ha l'altro che tanta gente non vede, perché se parli però con loro cominciano a capire che non era sempre semplice, perché tu vuoi essere conosciuto chi sei e non chi è il tuo papà e poi dopo sei brava. Lei vuole la Giuliana, non la Giuliana Cancellara perché il papà è famoso, perché quello oggi non è sempre facile, perché anche lei deve trovare il suo, non le porte si aprono facilmente perché sei la Giuliana, no.
lei deve fare il suo, imparare le cose, perché poi, chiaro, è una bambina fortunata, però devo anche dire che ci sono cose state che per lei trovare gli amici, li trova gli amici adesso perché sono amici o sono approfittatori? Questo anche non è sempre semplice, che nessuno parla di questo. Che e poi i tuoi cari magari risentono anche di quando ti è stato buttato addosso il fango, per esempio sulla storia della bici truccata con dei video montati ad arte su YouTube, o anche un servizio di Rai Sport, il famoso motorino nella bicicletta. Oggi hai l'energia di farci anche una risata su sta cosa. Oggi rido, però negli anni lì, nel momento lì... Quanto ti ha stressato, quanto ti ha fatto male? Adesso, perché alla fine fa male a me, poi fa male alla famiglia, agli amici, poi è questo che tanta gente non vede, che quanta energia ti toglie, che quello anche pesa, e non è solo il vincere, c'è anche questa, chiaro, quando vinci hai anche l'altra parte che fa parte del tuo lavoro, fa parte del vincere. Ogni successo ha anche l'altra parte, perciò il fango, le cattiverie. Sì, ma alla fine quello mi hanno fatto duro, mi hanno fatto dove sono oggi, la scuola di vita. Per quello lo sport è la scuola di vita, perciò se uno ha la possibilità di fare lo sport, qualsiasi cosa, non deve neanche essere professionistico. Aiuta, perché negli uffici, nel lavoro, nella vita viene sempre il momento difficile. Per quello lo sport aiuta su certe cose. Lo sport aiuta, allora dopo scelgo una bicicletta e la porto via. No, queste sono un po' care. C'è la videocamera. C'è la videocamera. Grazie Fabian Cancellara per essere stato in nostra compagnia, grazie di cuore. Grazie a te. Allora, vedremo la squadra al Giro d'Italia. Chissà, vedremo. Seguiremo la cosa. Grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Siamo partiti con un asso da 90, Fabian Cancellara. Ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata.